Siccità, il presidente del Veneto Zaia invoca un piano Marshall per la tutela delle risorse idriche, tema che in Pedemontana, insieme ai problemi per l'agricoltura, preoccupa anche sul fronte incendi. A Trissino il presidio delle mamme NOPFAS e degli amministratori locali davanti al sito della Miteni, la richiesta urgente di bonificare la zona. Raffica di spaccate a Mestre, i carabinieri arrestano un 36enne e una 41enne ritenuti responsabili di 12 colpi in città, ma i raid non si fermano, nuovi assalti a Venezia. Aperto un'inchiesta sulla morte del 18enne padovano Edoardo Zattin, stroncato da un malore dopo un allenamento di box. Il dolore degli istruttori è come se avessimo perso un figlio. Bufera sulla banda musicale cittadina di Caprino Veronese. Dopo la festa di Carnevale alcuni componenti intonano Faccetta Nera, il video fa il giro dei social. 1000 pecore entrano senza autorizzazione in un pioppeto di Resana, danni per oltre 6.000 euro. I carabinieri denunciano gli allevatori trentini. Il racconto di Mario Rigoni Sterno, Un Natale del 45 diventa un film, le riprese a Gallio sull'altopiano di Asiago. Abbiamo visitato il set. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'emergenza siccità. Il presidente della regione Veneto Zaia invoca un piano Marshall per la tutela delle risorse idriche, tema che in Pedemontana, insieme ai problemi per l'agricoltura, preoccupa anche sul fronte incendi. L'acqua è vita e per questo motivo io spero che si dia vita anche a livello nazionale a un piano Marshall per l'acqua, quindi per gli invasi e per tutto quello che è anche la tutela di questa risorsa idrica che molto spesso viene sprecata. Si rivolge al governo il presidente del Veneto Luca Zaia, invocando di fronte all'emergenza siccità un piano Marshall. Sebbene si alternino anni molto piovosi ad anni al contrario siccitosi, dice occorre riflettere sull'uso e la gestione dell'acqua attuando tutte le iniziative possibili. E ad esempio pulire tutti gli invasi alpini che ormai sono pieni di detriti per il 40, 50, 60%, quindi diminuisce del 50-60% la capacità di invaso delle acque, sono i nostri serbatoi. E dall'altro approfittare di tutta quella rete di cave che magari ci sono al territorio per fare in modo che questa rete diventi poi una rete anche questa di riserva idrica che è utile ai territori. Noi con le nostre forze economiche quello che possiamo fare l'abbiamo sempre fatto. Ovviamente qui ci vuole una nuova visione anche alla luce del fatto che l'acqua arriverà, la pioggia arriverà, però è innegabile che ci sia anche un cambiamento climatico, per cui per far fronte a questo delta rispetto al passato, questa differenza rispetto al passato è giusto. Si mettono le basi per una strategia a livello nazionale. Siamo in un momento veramente difficile da questo punto di vista, se non drammatico, perché la siccità porta delle difficoltà sia per quel che riguarda il consumo umano e animale e per la coltivazione, ma soprattutto anche per quel che riguarda gli incendi che ha interessato il Monfenera nel nostro territorio, però come potete vedere anche nelle grave del Piave è pericoloso qualsiasi tipo di accensione di fuochi e quant'altro. La regione in queste ore ha però revocato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato 2 settimane fa, spingendo i primi cittadini, come ha già fatto proprio Pederobba, a dotarsi di ordinanze proprie per vietare l'accensione di fuochi all'aperto nel territorio. Questo è un grossissimo problema, certamente non si risolve dalla sera alla mattina, ma con una serie di azioni che devono proseguire. A Valdobbiadene abbiamo sottoscritto circa un mese fa un protocollo d'intesa, un impegno a sviluppare progetti con dei fondi che possono essere anche disponibili per realizzare dei micro invasi, piccolissimi invasi di acqua piovana che possa essere utile per l'agricoltura. È indubbio che tutti dovremo fare delle ordinanze, ci aspettiamo naturalmente che dalle autorità maggiori ci venga detto qualcosa. Vediamo che stiamo ripetendo quello che è successo lo scorso anno. È chiaro che cominciamo a preoccuparci perché naturalmente non solo mancherà l'agricoltura ma mancherà anche le persone, questo bene prezioso. A Vicenza ora con il sit-in da parte dei movimenti NOPFAS oggi pomeriggio davanti alla ex Miteni di Trissino, politici locali e semplici cittadini tutti insieme per chiedere la definitiva messa in sicurezza dell'area.
Oltre un centinaio i manifestanti a Trissino di fronte allo stabilimento della ex Miteni. Si sono dati appuntamento oggi in rappresentanza delle diverse associazioni ambientaliste radunate per chiedere con forza la ripresa delle bonifiche attorno a questo stabilimento, causa principale del max inquinamento delle acque dai FAS. Sdraiate a terra a comporre un messaggio i genitori no FAS. Siamo seduti in questo posto di fronte alla Miteni e abbiamo fatto la scritta bonifica subito, perché è ora di fare la bonifica su questo sito ormai inquinato da anni e speriamo che qualche coscienza si muova. Mancherebbe la caratterizzazione completa dell'area. Dei 7.000 carotaggi promessi ne sarebbero stati eseguiti solo l'1,2%. Inoltre sarebbero state scoperte nuove vasche contenenti liquidi inquietanti non ancora identificati. A chiedere l'immediata bonifica anche molti primi cittadini delle comunità circostanti. Noi dobbiamo e vogliamo esserci come amministrazione comunale perché la bonifica è diventata la priorità, altrimenti non riusciamo a risolvere all'origine questo tipo di problema che ha letteralmente devastato i nostri territori. Per la salute dei nostri cittadini, soprattutto per il bene, per riuscire a bere un'acqua buona, sana. Il comune di Trissino è un comune di 8.700 anime, ok? Non abbiamo la struttura organizzativa, ed è brutto da dire ma così è, per affrontare da soli una cosa del genere. Con gli altri enti ci stiamo parlando, ma nelle prossime settimane è prevista anche da parte nostra delle azioni affinché veramente prendiamo, come si può dire, il toro per le corna, perché siamo in un momento importante, cruciale di questa vicenda. A rafforzare il messaggio di richiesta le mamme no FAS, che hanno organizzato un presidio davanti al municipio di Trissino, sotto la sede della Regione a Palazzo Balbi a Venezia e di fronte al Ministero dell'Ambiente a Roma. Al momento la bonifica non c'è una parziale messa in sicurezza del sito, per cui dopo 10 anni da quando è emerso il problema siamo, diciamo così, siamo ancora molto indietro, c'è ancora tanta strada da fare e bisogna che tutti si diano da fare, insomma. All'indomani della manifestazione a Mestre, alla quale hanno preso parte migliaia di persone per chiedere più sicurezza, arriva la notizia dell'arresto di una coppia di ladri, 36 anni lui, 41 lei, che disintegravano le vetrate dei negozi con un'auto e poi facevano razzie. I carabinieri di Mestre hanno arrestato una coppia di livornesi, uomo e donna, perché sarebbero responsabili di almeno 14 furti, di cui 12 spaccate a danno di esercizi commerciali, messi a segno tra gennaio e febbraio in diversi comuni, soprattutto Mestre, Marcon, Martellago e Quarto d'Altino. Una notizia accolta con soddisfazione da parte di chi ha subito colpi alla propria attività e per cui il comune ha anche messo a disposizione un contributo economico. È importante che ci sia un insieme di forze che aiutino a risolvere questo problema, non solo il carabiniere, non solo il commerciante che ha voglia di mettersi in gioco e di darsi da fare, ma anche le istituzioni, quindi nuove leggi, arresti immediati e poi speriamo bene che si placchi questa ondata di spaccate che è successa a Mestre, Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave. Speriamo bene. Il ladro della coppia è stato portato nel carcere di Livorno, mentre per la donna gli arresti domiciliari nel comune di residenza con divieto di uscire dalle 19 alle 7. I due utilizzavano lo stesso modus operandi, si impossessavano di un'auto con cui poi spaccavano le vetrine dei negozi, entravano e rubavano ciò che potevano. L'indagine è iniziata da un inseguimento dei carabinieri che erano sulle tracce dell'automedica della Croce Rossa rubata a Mestre, con cui i due livornesi avrebbero tentato di abbattere la vetrina di un panificio di Marcon, conclusosi poi a Mogliano, quando i due avrebbero abbandonato il veicolo fuggendo a piedi. Proprio il rinvenimento di quell'auto ha permesso ai militari dell'Arma di fare i rilievi che hanno consentito di inchiodare la coppia. E l'allarme criminalità non è solo a Mestre, nelle ultime settimane le spaccate si susseguono anche a Venezia, in centro storico, e da tempo è segnalata una fiorente attività di spaccio tra Calli e Campielli.
Come si diceva una volta, se Atene piange, Sparta non ride. Le spaccate e lo spaccio non sono solo a Mestre. Da diverso tempo Venezia ha perso quello status di isola felice conquistato e mantenuto per un paio di decenni a cavallo dei 2 secoli. In meno di 2 settimane, viceversa, nel triangolo tra San Tomà, San Polo e San Giacomo dell'Orio, tra pubblici esercizi e negozi si sono contate altre 3 spaccate. Marco Borghi è presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Anche a Venezia, nella città storica, si stanno verificando episodi di questo genere, spaccate nei confronti di bar, di esercizi, che testimoniano un segnale molto preoccupante dello stato di salute e della sicurezza della nostra città. Le ultime 3 attività derubate, 2 ristoranti ed un negozio di tessuti, si sommano a colpi recentemente messi a segno tra gli altri ad una libreria ed un negozio di moda. Colpi che a volte appaiono per modalità di esecuzione opera di professionisti. La svendita al turismo di massa e il conseguente drammatico spopolamento degli ultimi decenni sembrava se non altro essersi portato via da Venezia violenza e criminalità. Viceversa ne appare oggi come una concausa. E si consumano episodi di violenza diffusa, alcuni molto gravi come un accoltellamento poco tempo fa a Rialto, e sono un altro elemento appunto di una città che probabilmente necessita non solo di controlli delle forze dell'ordine ma anche di una politica della sicurezza che ha altre radici. Si rilevava qualche tempo fa, c'erano state anche delle risse tra spacciatori, come fosse tornato lo spaccio tra le calli e le fondamenta. Beh, certo, perché se in questo luogo nel fine settimana moltissimi giovani dalla terraferma vengono giustamente, anche legittimamente, a trovare un momento di divertimento, è chiaro che aumentando così i potenziali utenti aumentano anche gli spacciatori, e questo poi crea anche dei problemi di ordine pubblico tra risse, tra gang, tra bande rivali che si contendono nel mercato dello spaccio. E torniamo ora alla manifestazione che ieri sera ha sfilato per le strade di Mestre, con le voci che abbiamo raccolto tra i manifestanti. Questa manifestazione sotto il segno di Riprendiamoci della città, che ha visto tante associazioni, realtà, cittadini mettersi insieme per chiedere che su questa città si facciano degli investimenti. Anni che sentiamo repressione, di fatto quello non è sufficiente se da parte dell'amministrazione non vengono messe in campo azioni, che siano i servizi, che siano gli operatori e che sia una tutela della città. Anche per i bambini siamo preoccupati, non possono neanche alle 3 del pomeriggio uscire da casa da soli o andare a scuola suo fratello che va alle medie, noi siamo preoccupati. Non si può sicuramente andare avanti così, speriamo che ne prendano atto. Il problema qua della zona di Via Dante e della stazione è davvero terribile, insomma. Sono anni che se ne parla e in realtà non è mai stato fatto nulla di concreto. Il problema della droga, non solo, della violenza, poi dell'inciviltà in generale. I cittadini sono stanchi di questa situazione a Mestre, che è drammatica, no? Sappiamo che è la prima città in Italia per spaccio di eroina, e riprendiamoci Mestre, Venezia, ma anche riprendiamoci il welfare, perché se c'è lo spaccio è perché c'è gente che ha bisogno dell'eroina. Sì, ma allora spiego un attimo. Speriamo che serva, perché effettivamente il messaggio che arriva è che la gente è stufa. Ha lottato 2 giorni in ospedale a Padova ma non ce l'ha fatta. Edoardo Zattin è morto a 18 anni per un malore, accusato al termine di un allenamento di box in una palestra di Monselice. Sulla vicenda la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Uno degli istruttori della palestra: è come se avessimo perso un figlio.
Stava facendo una pausa durante un allenamento di box in una palestra di Monselice Edoardo Zattin, 18 anni, studente dell'ITIS a Testino, quando ha accusato un malore che 2 giorni dopo lo ha portato alla morte. Non si danno pace gli istruttori della palestra, dove un fatto simile non era mai accaduto. Così racconta Lorenzo Bezzon, uno degli insegnanti. Questo ragazzo si stava allenando con uno scambio di tecniche, con controllo al massimo, quasi neanche si toccano, per 2 minuti. Dopo, nel minuto di pausa, il ragazzo era andato a soffiarsi il naso. Ha soffiato il naso ed è caduto a terra direttamente con la faccia a terra. Respirava. Soccorsi immediati per Edoardo che, data la gravità della situazione, è stato trasportato all'ospedale di Padova, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre una vasta emorragia cerebrale. Edoardo Zattin purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto ieri. I genitori hanno consentito alla donazione degli organi del giovane, una morte su cui la procura di Padova vuole fare piena luce. I carabinieri hanno sentito i testimoni dell'accaduto. Sul corpo del giovane sarà eseguita l'autopsia. Nel frattempo resta un dolore grandissimo. Grande, è come aver perso un figlio, perché io non lo conoscevo, ma ne ho ragazzi, ho bambini dai 6 anni ai 50 e per me dopo anni che mi seguono diventano figli. E restiamo nel Padovano perché sono 3 le persone ferite, tra cui un motociclista 19enne in 2 distinti incidenti accaduti nel Padovano, appunto a Boara Pisani e a Teolo. Erano le 8 lungo via Euganea a 3 Ponti di Teolo, quando la moto da cross condotta da un 19enne del posto che viaggiava in direzione di Padova si è scontrata con un furgone che stava attraversando la strada verso Piazza Mercato. Un impatto violentissimo con il 19enne sbalzato sul tetto del furgone. Le condizioni del giovane sono apparse da subito molto gravi. È ricoverato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia locale di Teolo sul posto, con i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM 118. Quasi in contemporanea i vigili del fuoco di Este e Rovigo intervenivano a Boara Pisani in via Lungo Adige per lo scontro frontale tra 2 auto. 2 le persone ferite, una delle quali trasportate in elicottero a Padova, mentre l'altra è stata assistita dal pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo. Bufera sulla banda cittadina di Caprino Veronese. Dopo la festa di Carnevale alcuni componenti intonano Faccetta Nera ed il video fa il giro del web. Bello coi bambini così si fa. Non posso escludere che sia stato qualche componente della nostra banda. Se fosse così sarei molto rammaricato per quanto accaduto. Ad ogni modo, come banda ci dissociamo totalmente. Per il presidente della banda cittadina di Caprino Veronese, Andrea Testi, sono ore decisamente complicate. Il video di alcuni elementi del gruppo impegnati in un'esibizione fuori programma dopo la festa di Carnevale con le note di Faccetta Nera ha fatto il giro dei social, scatenando la bufera. Bello coi bambini così si fa. I bambini ascoltano. L'episodio è avvenuto martedì grasso. La banda, oltre 40 anni di storia, aveva suonato durante la sfilata dei carri allegorici e alla fine alcuni componenti del corpo avrebbero deciso di fermarsi nella piazza antistante il municipio dove è avvenuto il fuoriprogramma con le note della canzone fascista. Il sindaco Paolo Arduini non ha voluto commentare la vicenda. Ora tocca alla banda decidere come muoversi nei confronti dei componenti responsabili del gesto. Mattarella firma la legge 1000 proroghe con riserve sui balneari. La presidente della conferenza dei sindaci del litorale, Roberta Nesto, commenta: è una norma poco chiara, va corretta. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto, il cosiddetto 1000 proroghe, ma ha accompagnato la firma con una lettera di riserve riguardanti la norma concernente i balneari, perché sono necessarie, si legge, ulteriori iniziative di governo e Parlamento per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l'Unione Europea, il Consiglio di Stato e gli enti locali. Posizione che la Presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto condivide. Questo aspetto non fa altro che testimoniare un fatto
che c'è ancora poca chiarezza, che c'è una grande preoccupazione, che in questo momento gli investimenti sono a rischio e anche la certezza del diritto. Una norma poco chiara oggi crea delle gravi incertezze, delle gravi difficoltà agli operatori ma anche agli apparati comunali che devono fare le procedure e quindi una grande preoccupazione anche per conto dei sindaci. Ovviamente il governo non ha fatto altro che, essendo appena arrivato, cercare di capire quello che non era stato fatto, ed era purtroppo molto, e di conseguenza ci si trova in questa difficoltà perché nel corso degli anni il comportamento è stato altalenante e le difficoltà sono state tante. L'Europa non ha aiutato. La richiesta è quella di arrivare alla soluzione più brevemente possibile. Un gregge di oltre 1000 pecore è entrato indebitamente in un pioppeto nel Trevigiano Aresana, causando danni alle colture per circa 6.000 euro, ed il proprietario del fondo ha fatto intervenire i carabinieri. Lo sconfinamento si è registrato a Aresana nello scorso gennaio. Il gregge era condotto da 2 allevatori residenti in provincia di Trento, che oggi sono stati individuati dai militari e denunciati. Nei loro confronti sono stati ipotizzati reati di introduzione di animali in fondo altrui e pascolo abusivo. Andiamo ora sull'altopiano di Asiago. Il racconto di Mario Rigoni Stern, Un Natale del 45, diventa un film. Chuck a Gallio, vediamo. Azione! Mario Rigoni Stern è l'altopiano. E l'altopiano si riconosce nell'uomo che ha saputo cantarne il vivere quotidiano, la fatica, i boschi, gli animali, gli uomini e anche le api. Rigoni Stern aveva scritto per il cinema dando vita ai recuperanti di Olmi assieme a Tullio Kezic, e ora il cinema parla di Rigoni Stern grazie a una produzione che porta sul grande schermo il racconto Un Natale del 45. Le riprese sono in corso proprio in questi giorni in varie zone dell'altopiano, ma per gli interni è stata scelta una casa del centro di Gallio i cui piani alti sono rimasti letteralmente cristallizzati come erano nella prima metà del secolo scorso. Noi siamo i primi, siamo riusciti a portare al cinema Mario Rigoni Stern. Una cosa anche di vanto e di piacere personale è che, avendo conosciuto personalmente Mario Rigoni Stern tanti anni fa, la prima volta che sono venuto sull'altopiano, e c'è stata subito una simpatia, una comunanza a volte proprio di intenti, e sapevo che da quel primo incontro mi sarebbe tanto piaciuto riuscire a fare qualcosa sul suo lavoro. Io lo adoravo fin da quando ero studente al liceo e ci siamo riusciti. L'arrivo di una produzione importante in altopiano può dare ulteriore slancio al turismo del territorio, come spesso succede quando la settima arte si interessa di un luogo. Se poi c'è di mezzo anche la penna magica di Rigoni Stern, il quadro è davvero completo. Noi come Comune di Gallio abbiamo subito partecipato e sostenuto questa iniziativa molto importante. La prima è storica per quanto riguarda Mario Rigoni Stern, tradotto in un film qui a Gallio, e quindi siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto. Lo sosteniamo economicamente perché puntiamo molto anche sulla cultura, sul turismo che fa cultura, e quindi anche sul mantenere sempre alto il nome di Mario Rigoni Stern, il suo ricordo e la storia che comunque continua a far parlare di sé. E noi come Gallio appunto abbiamo raggiunto questo importante obiettivo e ne siamo veramente molto orgogliosi. E sono gli stessi attori e componenti della troupe ad abbracciare l'altopiano e la sua gente. Fantastico, il posto in sé, e quindi proprio come madre natura lo ha fatto, ma poi le persone che ci sono. A me piace sottolineare il fatto che siamo stati aiutati da tutti, abbiamo trovato un'accoglienza fantastica, e sono sicuro che non sia solo perché portiamo Mario Rigoni Stern, ma anche proprio per l'ospitalità del posto e delle persone. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo, il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Colpo di coda dell'inverno che torna protagonista sul nostro territorio. Si apre una fase con tempo tutto sommato buono, ma clima più freddo. Il dettaglio di domenica 26 febbraio.
Sul Veneto nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno, prevarrà comunque il sole. Non si escludono dei deboli piovaschi, specie sulle zone meridionali della regione, entro sera. Bora in pianura, su costa e zone limitrofe, limite delle nevicate in abbassamento fino a quote collinari. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo irregolarmente nuvoloso con vento sostenuto o forte da nord-est su gran parte della regione. Sul Carso non escluse anche delle deboli nevicate. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 7-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove è previsto bel tempo con annuvolamenti a tratti e con venti settentrionali moderati o localmente anche forti. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.